Il nuovo circo, così chiamato, è una sorta di nuova forma d'arte che prende a prestito tutti gli elementi più acrobatici, più spettacolari e più circensi del circo classico, del circo inteso il circo delle grandi famiglie tipo gli Orfei, e rielabora tutto questo processo, processo artistico che sta alla base del vecchio circo, per rimetterlo in moto in una forma creativa e utilizzando concetti e forme, espressioni dell'arte contemporanea. Per questo integra le discipline classiche, le discipline circensi classiche, con la figura del creativo, con la danza e l'acrobatica, con la multimedialità. Quindi cerca di integrare le espressioni d'arte contemporanee con invece l'arte come dicevo prima, delle grandi famiglie circensi. La poetica del circo all'incirca è quella di riportare i concetti del nuovo circo e riutilizzarli anche in chiave così non solo artistica ma anche sociale, e continuare un percorso iniziato ancora nel 2003 che con la figura del clown cercava di mettere insieme arte e volontariato all'interno di contesti socialmente fragili. Le cose si sono ampliate, sono entrati a far parte dell'associazione anche altre competenze, quindi dal giocoliere all'acrobata, alla danza, ai creativi, perché ci sono diverse persone che pensano e che scrivono i nostri spettacoli, e dunque le due linee parallele, quella del volontariato e quella invece della ricerca artistica, proseguono e piano piano si ampliano fino a contaminarsi. Questo è un po' a grandi linee quello che il circo all'incirca tenta di fare in Friuli Venezia Giulia, ma non solo.